Oggi congresso provinciale di Federconsumatori con tanti ospiti, tanti interventi, ma anche tanti interessanti e qualificati argomenti come acqua, banche, sanità e rifiuti, tutti argomenti che Federconsumatori quotidianamente dibatte. Sì, è vero, sono tra virgolette argomenti che per la loro universalità riguardano il mondo intero a prescindere da ruoli, insomma. Abbiamo voluto fortemente trattare questi argomenti che sono, ci tengo a precisarlo, argomenti congressuali, che quindi anche trattati da tutti i congressi a livello nazionale di Federconsumatori. Abbiamo voluto creare un dibattito attraverso, chiamando le nostre controparti, per avere quelle risposte che spesso le cose dette tra di noi ovviamente non riescono a portare comunque a quello snodo, al punto di snodo per trovare la soluzione e aiutare i cittadini, che poi ricordiamoci che siamo anche noi cittadini. E quindi abbiamo voluto invitare il gestore, ad esempio, di Girgenti Acque, quindi nella qualità del presidente, per spiegarci ad esempio perché noi paghiamo la tariffa più alta. Abbiamo invitato anche il dottore Raneri, che è un commercialista, per spiegare qual è quella procedura che può consentire a chi è sovrindebitato, seguendo ovviamente alcuni parametri, di poter attraverso l'esdebitazione vedersi diminuito ovviamente il proprio debito e quindi rientrare in quella categoria non più di soggetti insolventi o debitori. Abbiamo anche voluto, parlando di sanità, il dottore Giovanni Vaccaro, perché ci potesse in qualche modo raccontare quello che è successo, di cui ha già discusso il dottore Caramanno, il primario di emodinamica, nel loro reparto, in quanto hanno trattato un ictus come se fosse un infarto. È una cosa importantissima, perché non solo salva la vita, ovviamente pone la vita di una persona al centro di tutte le questioni, e quindi ne vorremmo sapere di più. E quindi quanto vale la vita di un cittadino innanzi a protocolli, innanzi alle criticità. L'architetto a letto è colui il quale ha confezionato il progetto sul bando dei rifiuti. Dottor Marco Campione, presidente di Girgenti Acque, presente a questo interessante convegno di Federconsumatori. Ecco, spesso Federconsumatori chiaramente con Girgenti Acque è in disaccordo, in dissidio, ma nonostante questo le darà il suo contributo. Ecco il senso del suo intervento. Ovviamente con questo vogliamo ancora di più essere al fianco di Federconsumatori, non vogliamo essere la parte avversa di Federconsumatori, tutt'altro. Insieme a Federconsumatori abbiamo un obiettivo comune, che è quello di mettere l'utente, il cittadino al centro delle attività che svolge Girgenti Acque. Quindi oserei dire che noi approfittiamo delle sottolineature o comunque dei rimbrotti che ci vengono dati dalla Unione dei Consumatori, proprio perché questo ci aiuta a migliorarci, ci aiuta ad essere più vicini agli utenti, ci aiuta a capire meglio quali sono le difficoltà che gli utenti hanno o le problematiche, e quindi attraverso loro cerchiamo proprio di risolverle, perché l'obiettivo di Girgenti Acque è quello di migliorare il più possibile il servizio nei confronti dell'utente. Siamo con il dottor Giovanni Vaccaro, dirigente medico cardiologia emodinamica. Ecco, lei interverrà a questo congresso della Federconsumatori con eccellenza e criticità dei protocolli, diritti dei pazienti. Sì, mi hanno dato un compito molto arduo, però per quanto riguarda la mia specialità, la cardiologia, ad esempio, potrei sottolineare l'unica e la più importante criticità che io vedo attualmente è la rete dell'infarto non ancora realizzata da Agrigento, perché se voi pensate che un paziente che ha un infarto a Ravanusa viene accompagnato dal 118 a Canicattì, dall'ospedale di Canicattì viene chiamato il cardiologo reperibile, il quale poi trasferisce a noi in emodinamica il paziente affetto da infarto per eseguire l'angioplastica primaria. Tutto ciò naturalmente dilata notevolmente i tempi dell'intervento e quindi potrebbe ulteriormente peggiorare la prognosi del paziente. Basterebbe dotare di elettrocardiografi le ambulanze, quindi una volta che il sanitario del 118 recepisce il paziente, esegue un elettrocardiogramma, lo invia anche tramite WhatsApp al medico di turno di Agrigento,
che può decidere il trasferimento e quindi bypassare, evitare questa perdita di tempo e migliorare le condizioni future del paziente. Quindi oggi noi ci battiamo affinché finalmente venga completata la rete dell'infarto. Siamo col dottor Antonio Lobrutto, funzionario del Dipartimento Acque e Rifiuti, presente a questa iniziativa congressuale di Federconsumatori. Ecco, tra i vari focus un argomento è proprio quello dei rifiuti. Sì, dei rifiuti e della raccolta differenziata in provincia, valori che sono in crescita, diciamo trainati dalle alte percentuali che il Comune di Agrigento sta realizzando. Quindi anche i piccoli comuni ottengono buoni risultati che superano addirittura il 65%. Un esempio anche a Ribera, lei ha fatto un ottimo lavoro, avete avviato la differenziata. Sì, a Ribera già da anni, l'anno scorso, anno 2017, si è chiuso con una media annuale del 74,47. Oggi viaggiamo sull'orbita del 75%, quindi cerchiamo sempre di fare meglio, però passeremo da una raccolta differenziata multimateriale ai primi di gennaio a una raccolta monomateriale per avere una maggiore qualità e maggiori introiti.